V 5. razredu osnovne šole sem bila ugrabljena. Eden izmed najbolj dramatičnih trenutkov v mojem lifeu je bil, ko sem gledal, kako je njen foter, njo, pa njeno mat, pa brata imel za talce na balkonu. Moja ugrabitev je imela pomembno vlogo. Dala mi je vedeti, da sem bolj prebrisana od svojih staršev in da nisem več otrok. Mi smo samo gledali, kako ti je nož položil na vrat. Jaz sem se kar tresel. Enega samega nasilnega dejanja v mojem življenju ni, ki bi se mi ga uspelo spomniti, ne da bi se smejala. Festival literature sveta Fabula v sodelovanju s Cankarjevim domom. In te si susseguono in pratica sempre un po' le opposizioni. Racconto di madre riguardo il primo incontro di tuo padre, tutti e due non udienti, no? Te l'hanno raccontato in diversi modi. In pratica, come se fosse un destino, te nella vita fai diverse cose, sempre un po' tanto lontano da questo mondo in cui non si sente niente, in cui non ci sta la parola. Sì, io ho sempre pensato, crescendo, che i miei genitori creavano problemi, solo per scoprire che quando ho iniziato a scrivere La straniera, i miei genitori mi hanno risolto dei problemi. Perché io non sapevo se volevo veramente fare un romanzo, una mitologia familiare, scrivere un'autobiografia, e in qualche modo intuivo che sarebbe stato un libro ibrido tra queste due tensioni, no? Tra la parte narrativa, romanzesca della mia vita e quella invece legata, se vogliamo, a dei fatti. Ma cosa erano questi fatti? E quindi i miei genitori mi hanno risolto un problema, perché raccontando in maniera completamente opposta, come dice lei, sulle opposizioni, o in maniera molto diversa, come si sono incontrati per la prima volta. Mia madre dice di averlo salvato da un suicidio, mio padre dice di averla salvata da un'aggressione, mi hanno in qualche modo tolta dall'imbarazzo della verità. Definirei questo un po' il processo che ha avviato il libro, privarmi dell'imbarazzo della verità e capire che qualsiasi storia poi sarebbe venuta fuori sarebbe stata un rimescolio continuo di tensioni, no? tra il vero e l'elemento finzionale. Per me ogni famiglia in un certo senso è in un caleidoscopio di finzioni, e soprattutto mi hanno risolto un problema sulla lingua, direi, perché io sono cresciuta con questa polarizzazione fra l'inglese e l'italiano, e quindi sempre mi sono sentita chiedere in che lingua sogni, no? Qual è la tua lingua preferita, in quale lingua ti riconosci. E poi mi sono resa conto che c'era questa terza lingua, io la chiamo una lingua rotta, il mercato nero del linguaggio, questo lessico familiare molto privato fatto da una lingua polifonica, appunto, perché è quella dei miei genitori, che non sono udenti ma non usano neanche la lingua dei segni, quella dei miei nonni immigrati negli Stati Uniti, che comunque non hanno mai imparato l'inglese ma non sapevano bene l'italiano, quindi si esprimevano in dialetto. Poi c'è stata la lingua che mi ha insegnato mio fratello, che era un italiano molto ortodosso. Io sono in qualche modo il risultato di queste lingue rimescolate, e il libro era un po' una testimonianza di queste forze non necessariamente opposte, però molto caotiche, ecco. In pratica sei una somma di tutto quanto, per esempio sia le lingue diverse che si sommano, sia le vite diverse, perché in pratica te in continuazione ti spostavi da un stile di vita o da una cultura all'altro stile di vita, l'altra cultura, perché sei nata in New York, in America, che era completamente diverso di quello in cui ti hanno portato poi i genitori, cioè la Basilicata in Italia, che a riguardo di America a quell'epoca magari sembrava pure un po' meno sviluppata, o comunque un po' più appartata, se non altro. Sì, di recente ho tradotto un libro di un'autrice americana che anche ha scritto un libro ibrido che si chiama Notti insonni, Sleepless Nights, di Elizabeth Hardwick, e c'è una frase in cui mi sono riconosciuta molto, in cui dice: tutto quello che ho avuto e tutto quello che ho perso, tutto quello che mi è stato dato e mi è stato tolto è stato perché non ho fatto altro che andare da un posto all'altro. E io ho riconosciuto sia me che mia madre in un certo senso, ma anche le donne migranti della mia famiglia,
Questo libro è partito anche come il tentativo di capire, di risolvere un po' il mistero su perché una donna di 34 anni che vive a New York, che vuole fare la pittrice, che ha 2 figli, che sta in una famiglia italo-americana, tipica, no? Convenzionale, in qualche modo decide di andare nel sud Italia. È un mistero che io e mio fratello abbiamo subito e vissuto in prima persona, ma non trovavo mai delle risposte. E lì è stato affascinante scoprire, perché io nel libro parlo di quali sono i moventi della migrazione, che possono essere l'amore, la povertà, la necessità, il desiderio. Mia madre spiega il suo ritorno in questa Basilicata rurale, ancestrale, in qualche modo come un ritorno nella sua lingua madre, quindi più che tornare nel paese, mia madre torna nella lingua, perché per una donna sorda imparare anche l'inglese, mia madre poi che ha sempre rifiutato la lingua dei segni, e quindi dopo tantissimo tempo scrivendo questo libro ho scoperto che per mia madre quasi istintivamente la forma di appartenenza stava nella lingua, ed è qualcosa che forse faccio anche io, che uso l'italiano per scrivere i miei libri, anche se posso scegliere liberamente tra l'italiano e l'inglese. Quindi questo legame in qualche modo tra geografia attraverso la lingua ha avuto un peso centrale sia nella mia vita che in quella di mia madre. E poi è un libro anche che mi ha permesso di cambiare idea, perché io vedevo New York come il futuro, la modernità, l'aspirazione. Ho sempre avuto un'idea abbastanza, andandomene via, vivendo quella partenza come un esilio, quasi sognante, no? Un po' incantata dell'America, che poi chiaramente ho corretto crescendo, e la Basilicata mi sembrava appunto un territorio misterioso, inaccessibile, difficile da decodificare, ed è un territorio del passato. Invece con il libro mi sono resa conto che la vita che ha fatto mia madre in Basilicata è stata molto più moderna e anarchica per certi aspetti, perché era una donna divorziata, sola, con 2 bambini, eclettica, la straniera, la misteriosa del villaggio, ed è stata una vita meno convenzionale di quella che avrebbe fatto rimanendo nella sua famiglia. In pratica sarebbe come una sorta che lei ritornava alle sue radici, che magari prima di questo ritorno non li capiva in tutto il potere che c'hanno, e te con il libro quasi hai fatto lo stesso passo, no? Sei ritornata dopo che non ci sei stata all'inizio, e hai cominciato magari a trovare pure te un tipo di radici che non sapevi che ci avevi. Sì, e ho cambiato anche idea sull'idea di radici, perché quando si racconta un'esperienza di lingua straniera o di migrazione o di bilinguismo come il mio, le domande sono: in che lingua sogni, in quale lingua ti riconosci, e l'altra questione è: dove senti di avere le tue radici. E io non riuscivo mai a dare delle risposte, mi sentivo profondamente in imbarazzo, perché quando vivevo in Basilicata mi sentivo profondamente americana ed esiliata da quei territori. Quando sono andata a vivere a Londra per 10 anni mi sono resa conto per la prima volta nella mia vita non tanto di dire sono cresciuta in Italia, sono italiana, che significa, mi sono resa conto di essere meridionale. Io mi sono formata in una parte specifica appunto del meridione d'Italia, in Basilicata, e poi ho vissuto da studentessa fuori sede dal sud a Roma per tanti anni, e quindi tutte queste appartenenze non era facile tenerle insieme dicendo solo mi sento più americana, più italiana. Oggi probabilmente mi definirei lucano-americana, no? E quindi ho cambiato l'idea di radice, perché spesso si pensa che chi è straniero non ha radici, no? È come se vivesse in questa sorta di, Melville diceva, la landlessness, no? Non avere la terra. Invece io ho un eccesso di radici, ho proprio una proliferazione di radici, a volte mi sento anche quasi come se fossero liane che mi si avviluppano attorno al corpo, e ogni radice che a volte mi stritola anche in maniera quasi bramosa, è una città, un posto in cui sono stata, e continua ad esercitare la sua influenza anche quando me ne sono andata. La mia scrittura nasce molto dal senso di mancanza e di ritorno attraverso la parola. Le mie prime storie, i miei primi libri erano tutti ambientati in America, io non vivevo in America da quando avevo 6 anni. Ma non solo la narrazione, credo pure il tipo che usi per scrivere, oppure come ti muovi in diversi livelli di narrazione, probabilmente derivano da qui, cioè te riesci a fare, non so, sia traduzione che letteratura, che saggistica, no? Fai pure articoli giornalistici, per cui è tutto insieme che ha influito pure su questo, cioè che c'hai più forte anche il tuo essere in tutti questi diversi livelli di
Sì, stavo pensando che quando mi sono trasferita in Italia a 6 anni, Sì, sotto l'influenza di mio fratello probabilmente perché diceva i nostri genitori si esprimono sempre in maniera sgrammaticata, scorretta, noi abbiamo in qualche modo il dovere di parlare bene sì, e io mi sono aggrappata alla lingua italiana proprio in maniera feroce, in un certo senso, proprio l'ho aggredita perché ero convinta che fosse uno strumento fondamentale per farmi largo, insomma per crescere, per diventare poi una ragazza e una donna e ho avuto sempre l'atteggiamento. Nel libro dico che le parole sono servite per creare un ponte chiaramente tra me e i miei genitori e anche spiegare delle cose, quindi io ho fatto attività di interpretariato e traduzione praticamente da sempre perché avevo questa soglia della casa materna che uscivo, fuoriuscivo, rientravo e quindi dovevo traghettare dei significati. Mia madre è stata per tanti aspetti una lingua incomprensibile da tradurre per il mondo, non una lingua straniera, ma spesso incomprensibile e lo è stata anche a me. Quindi forse scrivere questo libro è stato anche un tentativo di tradurre mia madre, ma per me, perché c'erano ancora tante cose che mi restavano incomprensibili e quindi essendo cresciuta all'interno di una famiglia per cui la lingua era uno strumento fondamentale proprio di esistenza, no? Lo è per tutti, la parola è necessaria a tutti, però in quel caso si trattava veramente di una questione di stare presenti al mondo, no, perché mia madre si vedeva negato il dialogo, si vedeva negato l'ascolto e quindi io vedevo anche lei in un certo senso come era feroce e aggressiva perché cercava di esprimersi, quindi in qualche modo io sono stata scaraventata nel mondo del linguaggio con questo grande tema del bisogno e del delinearsi, no? E del rendersi una lingua comprensibile. Credo che questo ha influenzato poi tutto quello che ho fatto, perché io oltre a scrivere appunto traduco, a volte faccio interpretariato, scrivo di musica che è una cosa fondamentale perché mia madre non sente e quindi io sin da piccola sono negata per gli strumenti, sono stonatissima, però volevo prendere parte a quella scena perché volevo restituire qualcosa a mia madre, quindi ero convinta che scrivendo, recensendo dei dischi, raccontandoli attraverso le parole a qualcuno che non poteva sentirli è stato qualcosa che poi ha influenzato molto il mio modo di fare la giornalista culturale. in pratica tutto quello che all'inizio sembrava, oppure ti sei sentita come se fossi in disagio, l'hai cambiata proprio in parte opposta, cioè non necessariamente per dire un successo, ma comunque in una convinzione che te riesci a fare nonostante che sei stata nata in un mondo particolare, no? Sì, è un percorso, lo Sì. definisco percorso e non penso che continuerò a scriverne, però sicuramente il libro è stato una tappa nel tentativo di capire. Io volevo proprio studiare come si racconta una vita, come si tiene insieme una vita, per quello ho usato quella frase di Emily Dickinson all'inizio che dice dopo un grande dolore viene un sentimento formale. Per me formale non era solo sulla distanza ma proprio sulla forma, intesa nel senso il libro anche cerca di capire come l'arte, no, emancipa dall'isolamento e quindi per me la scrittura sicuramente è stato uno strumento di quel tipo. Quindi forse quello che a 2 anni di distanza dalla pubblicazione del libro, per la prima volta in lingua italiana, resta ancora profondamente vero il fatto di cambiare idea. Ecco, mia madre per esempio è una donna che, come la racconto, nella prima parte della sua vita tendeva a presentarsi come una vittima in un certo senso, sempre come un carattere molto volitivo, incosciente, outsider, però io ricordo di essere cresciuta con una madre che aveva subito il mondo e quindi quando tanti anni dopo passeggiavamo per Londra le ho detto ma come sarebbe stata la tua vita se non fossi stata sorda? Lei mi ha detto insignificante, c'era una sorta di valorizzazione dell'esperienza della sordità che non si era mai concessa e poi mi ha detto tutto quello che mi è capitato nella vita io l'ho scelto. Ecco, per me quella è stata una rivoluzione perché era come se passava dalla narrazione proprio al ruolo di vittima al ruolo di una donna libera e quello ha avuto proprio un grande impatto su come io poi ho costruito la vicenda sia di mia madre che la mia all'interno del libro, era il tentativo di fare un po' una cartografia di tutti questi cambiamenti e nelle autobiografie spesso si sceglie un ruolo, no? I memoir di solito vengono in seguito a delle sopravvivenze, o dei traumi, o delle malattie, o dei lutti, ci sono dei memoir bellissimi che raccontano tutto questo, però è come se tu stessi al centro di quella storia con un ruolo fondamentalmente. Io invece qui volevo sparigliare le carte e dimostrare che mia madre stessa non è solo sorda, in alcuni momenti viene vista nella sua sordità, in alcuni momenti viene vista nel suo essere femminista, in alcuni momenti viene vista come un'artista, in altri come una madre, quindi mia madre è stata tantissime cose e io stessa ho cambiato idea su tutte le cose che lei fai è. ancora, anche perché tutte queste tue scelte di cambiare
sia i posti geograficamente, cambi anche l'idea verso quello che c'è stato prima, oppure magari pure dopo quello che ci sarà dopo, no? Sì, sì, a proposito di questo che lei dice, io nella prima stesura del libro, poi non l'ho fatto, avevo un capitolo tutto al futuro, ambientato a Londra tra 20 e 25 anni, perché per me era profondamente vero che nel raccontare me stessa io includessi il pensiero di me come sarò dopo, perché noi pensiamo costantemente a quello che saremo, e quindi anche il senso del tempo, che è fondamentale per chiunque scriva, per una scrittrice, era il tentativo di non presentare la storia di una vita come se ci fosse un passato sedimentato, un presente che non si conosce, un futuro di là da venire. Per me sono cose che si rimescolano. Un esempio, per esempio, è quando racconto di aver visto l'Inghilterra prima di esserci mai andata per la prima volta, perché dico di averla vista tramite l'India, tramite le somiglianze, e quindi in qualche modo la protagonista del libro, mia madre soprattutto, ha queste continue interferenze, quasi lampi di visionarietà, in cui non ci sono delle tappe fisse nel percorso di crescita di una persona, quindi a volte è come seguire il percorso dei sogni, non si va sempre avanti, no? Si va avanti e indietro, un giorno si è a Parigi, un altro si è a New York. Anche perché il festival quest'anno ha come il titolo "Il futuro sarà la possibilità no? Cioè è la nostra possibilità, il futuro. Secondo lei, magari pure riguardo l'esperienza dell'ultimo anno, che ci siamo di nuovo trovati un po' isolati, cioè lei era isolata quando è nata, no? E poi dopo tutti gli anni che ha vissuto su diversi posti si è ritrovata di nuovo isolata, perché in pratica tutto il mondo si è isolato, no? Lei questo periodo l'ha vissuto come se fosse un'altra volta senza parole, oppure era un mondo che era addirittura più pieno di parole non dette magari? È molto interessante, io ho riflettuto tanto su cosa intendiamo per immaginazione. Mi ricordo le prime settimane del Covid si diceva adesso si capisce chi vive in prigione, adesso si capisce chi viene bloccato alla frontiera, magari un rifugiato non può viaggiare, adesso si capisce chi vive in isolamento. Mia madre e mio padre spesso all'inizio mi dicevano adesso capite come ci si sente. E io ho sentito che in un certo senso era vero, perché mia madre i primi mesi del Covid, come spesso capita a persone che fanno vite da outsider, solitarie, no, dei survivalisti, anche persone mi raccontano che magari stanno in cliniche di riabilitazione mentale, hanno avuto una sorta di tranquillità, come se dire il mondo collassa e finalmente il mondo mi somiglia, no? E questo mi ha fatto molto riflettere sulle capacità di immaginazione e empatia che abbiamo, quindi io mi sono ritrovata a fare una vita confinata, come quella di mia madre, e però avrei voluto essere capace di sentire il suo dolore, la sua esperienza, a prescindere da uno stato perché quello poi è quello che muove la letteratura, no? La capacità di creare una connessione creativa con i destini degli altri. Quindi quello mi aveva colpito molto, il fatto che all'improvviso era come se venisse proprio forte questa questione di immaginare le vite degli altri a prescindere dalla propria testimonianza. E poi chiaramente riflettevo su che tipo di racconti si fanno. Io, se penso alla mia produzione, il genere forse a cui sono più affezionata sono le traduzioni che ho fatto in quest'anno di pandemia, perché in qualche modo il vocabolario e il linguaggio della pandemia a volte si è infiltrato nelle mie traduzioni. Stavo traducendo Orwell, La fattoria degli animali, e mi ricordo che mettevo decreti, assembramenti, che sono qualcosa che per chi sta in Italia sono diventate comuni, e quindi erano come delle spie linguistiche, e ho detto queste saranno le testimonianze del tempo. Io non ho scritto diari di questa pandemia, non ho scritto nessuna storia che esplicitamente si riferisca a questo periodo, però le sue tracce rimangono altrove, sì, e quindi mi affascina abbastanza questo. Trovo più seduttiva e interessante capire come su vari livelli questa esperienza si tradurrà in fiction che non in maniera esplicita, perché abbiamo anche un eccesso di narrazione di questo momento che ha desaturato tanto il mondo proprio la percezione, esatto. Era proprio troppo saturato, magari ci serviva proprio di fermarsi un attimo per capire un po' di più quello a cui si vuole andare, no? Per cui davvero, secondo lei, cioè, il futuro sarà un privilegio? Io penso che sia un privilegio avere la possibilità di fare un salto creativo. Io stessa
che lavoro, opero nel mondo culturale, non riesco più a pensare, ma non lo vivo come una perdita, non lo vivo come un lutto, penso anzi che questa sia una buona occasione per ripensare per esempio anche i festival in termini di accessibilità. Io amo la presenza, però Sì. è anche vero che partecipare a dei festival, viaggiare ha dei costi, spesso ha delle barriere anche fisiche, quindi magari in alcune esperienze culturali che ho fatto in quest'anno mi sono resa conto che sono state più inclusive proprio per questa dimensione qui, e quindi perché non tenere un ibrido, no? Che permette sia la presenza che la distanza, perché non è stata solo oppressiva, è stato qualcosa che ha tenuto in connessione tante persone, e quindi dico questo è un approccio creativo. Se noi viviamo costantemente con l'idea di tutto quello che si è perso e del lutto, e anzi con la foga di ricostruire tutto quello che c'era prima, io credo che c'è una finestra invece in cui ce ne possiamo approfittare. Nel libro parlavo del 2011, no? Quando c'erano era Occupy Wall Street, c'erano le primavere arabe, c'era un grande stato di fermento, c'erano stati riots per la morte di Mark Duggan a Londra, e mi ricordo che c'era una finestra, io così la pensavo, per resettare un po' il gioco, per cambiare un po' le cose. È stato un periodo molto creativo, anche stranamente privo di nostalgia, io me lo ricordo con esaltazione politica, poi si è richiusa questa soglia. Ecco, io forse vorrei che 10 anni dopo questo periodo fosse una finestra, un intervallo per ripensare tante pratiche che non erano più sostenibili, e invece il timore è che diventi un privilegio. Anche il fatto di viaggiare è stata per la mia famiglia, che spesso non ne aveva i mezzi, un'esperienza accessibile a basso costo, lo è stata per la mia generazione. Adesso un po' il temo che si ripristina quell'idea del viaggio come voyage, no? Di fine Ottocento, un po' di lusso, di esplorazione. È stranissimo pensarci, ma è come se si ricreeranno delle nuove barriere, nuovi colonialismi in un certo senso, che è esattamente quello contro cui mi propongo di cioè, in un certo senso le barriere, cioè adesso veramente ce l'abbiamo parecchie, no? Sì. Però da un'altra parte è anche vero che diverse esperienze che prima erano in pratica una cosa abituale, l'abbiamo capite che magari potessero essere pure più forti di prima, no? Cioè, ci ritorniamo a questi opposti, no? Che magari per la mancanza di qualcosa fisicamente, no? Ci ritroviamo a arricchirsi in qualche altro modo con le cose che erano troppo ovvie prima. Sì, e in questo discorso, ecco, forse mi sono resa conto di un passaggio per me importante, ma credo proprio a livello collettivo. Noi veniamo da tanti anni di riflessione sull'identità, sia da un lato che dall'altro, da posizioni progressiste o conservatrici, c'è stata questa grandissima ossessione per la questione di identità. Io la parola che ho sentito proprio più forte durante lo scorso anno è stata comunità, nel senso che c'è stata proprio, non dico solo riscoperta del quartiere, della piccola rete, però è stata proprio l'idea di astrarsi, emanciparsi un po' dalla propria condizione per trovare delle somiglianze e delle alleanze, delle strategie possibili. Non a caso poi durante l'anno del Covid in America c'è stata tutta la ripresa della questione, no? Dopo la morte di George Floyd, dei movimenti di base, e quindi non mi pareva del tutto casuale che in un momento di grande emergenza collettiva però si portassero avanti dei discorsi di comunità che contengono spesso delle soluzioni e sono delle strutture proprio flessibili, antibarriera in qualche modo, perché anche visivamente l'immagine di dire noi proteggiamo i più deboli, noi facciamo scudo rispetto a delle forze che sono in quel caso di polizia, delle forze aggressive, o anche spesso il Covid in qualche modo, perché c'è anche un discorso di tutelare il più fragile, no? Che questo è stato trasversale. Ecco, io vorrei che questa eredità in qualche modo si rafforzasse e la considero proprio lo strumento fondamentale per evitare che diventiamo tutti in qualche modo inconsapevolmente conservatori. Il messaggio di ripristinare la vita com'era non si ripristina. Iniziamo con l'uso di prima persona in cui scrivi, perché mi sembrava interessante, nonostante tutto che volevi in qualche modo fare tutto il resoconto della tua vita per magari capirla di più, non ti sei distanziata, anzi hai usato la prima persona e l'hai detto che per te era più facile in questo modo a ritrovare tutto quanto in cui hai pensato che non ti trovavi, no? Sì, trovarsi penso sia, io dico spesso che è stata un'indagine questo libro.
Però ci sono tanti modi di usare la prima persona, tanti modi di usare l'io. Io paradossalmente i miei primi libri sono scritti quasi tutti in terza persona, però con un sentimento, con una immediatezza, con una richiesta di vicinanza e di intimità molto forte. E invece qui ho usato una prima persona in cui mi assumo la responsabilità di me stessa, del mio vissuto, però il tono non è quello tipico di una prima persona, nel senso che crea quello che prima dicevamo di Emily Dickinson, una sorta di sentimento formale. Io volevo parlare un po' delle tracce dopo il dolore, no? Racconto la vita di qualsiasi persona come se fosse una mappa, in cui in qualche modo scrivere di te stessa significa ricordare che sei stata una colata lavica, no? Che quindi c'è stata un'eruzione, poi c'è stato un raffreddamento della lava. Con che voce o che lingua, che tono si racconta questa sorta di raffreddamento? Quindi era un tentativo di ricomposizione. Mi hanno aiutata le prime persone di altre autrici, faccio l'esempio di Olga Tokarczuk, Rachel Cusk, che con la trilogia dell'ascolto in qualche modo c'è questa protagonista anonima che racconta di sé attraverso le vite degli altri, oppure nel libro di Biguni di Tokarczuk appunto si parla di questa viaggiatrice costante attraverso il tempo e l'Europa, no? Nella Mitteleuropa, che però fa una sorta di autobiografia di sé con il metodo della costellazione dei frammenti, e questi sono stati per me dei libri, dei testi fondamentali per ripensare un po' la possibilità di raccontarsi attraverso questo metodo che in antropologia, io ho studiato un po' antropologia culturale, quello dell'osservazione partecipante, come se tu entri a far parte di una comunità, ne studi i costumi, osservi le relazioni, hai delle conversazioni, ma non ti dimentichi mai che tu non fai parte di quella comunità. È proprio nella distanza, in qualche modo filologica, che si crea una comunicazione. Allora io volevo trattare la mia famiglia come una comunità in cui io ero una viaggiatrice in visita, diciamo. Ma questo è anche una sorta di... Allora, il tuo bagaglio in pratica è pienissimo riguardo all'età che hai, perché hai vissuto in diversi mondi, diverse culture e tutto quanto. Però nonostante questo a te serve sempre di nuovo a prendere le distanze di una località, una cultura, un'esperienza per valorizzarla di più. In questo credo che sia stato importante il mio rapporto tra centro e periferia, in un certo senso. Io sono nata in quello che era il centro del mondo occidentale, convenzionalmente, a metà anni '80, anche in un'epoca di piena espansione reganiana del capitalismo, per trasferirmi in una periferia, no? In un margine dell'Italia, un paese isolato letteralmente, geograficamente. E questo ha fatto sì che, come prima parlavo dell'aggrapparmi alla lingua, aggredire la lingua, l'ho fatto anche con la letteratura, con la cultura, con la musica, quindi è come se io poi fossi, quando ho scoperto di nuovo il centro, tornando a Roma, arrivando nella capitale, ci sono arrivata con questo, non con questa rimozione, ma con questa fame, con questa compressione. Quindi per me il metodo, l'essere stata al margine in un certo senso, come mia madre, come i personaggi che mi è sempre piaciuto raccontare, era un po' tentativo di raccontare questi assalti, queste conquiste, questo tentativo di riscatto epico, in un certo senso. Ha fatto molto parte del mio immaginario letterario ed è qualcosa che in qualche modo sempre resta. E io mi faccio periferica anche dei luoghi che poi scelgo di abitare, perché ho raccontato dell'America quando non ci sono stata più, ho scritto di Roma in un libro che si chiama Cleopatra va in prigione solo dopo che non ci abitavo più da 8 anni. Quindi per me proprio il racconto nasce sull'esperienza della dimenticanza, della memoria. Riesco a ricostruire dei luoghi ricordandoli ma non vivendoci, non riesco a scrivere di geografia osservando, lo devo fare ricordando. In una certa maniera, pure essere una donna che cresce, che si trova in diversi posti e tutto quanto, lei ha titolato il libro La straniera, ma in pratica lei straniera non è da una parte a nessuna parte dove è vissuto e nello stesso tempo però sì, è straniera almeno per il primo periodo in cui vive queste culture, no? Cioè, quando prende le distanze capisce il valore di quello che lei era, per cui la straniera secondo lei, cioè dal mio punto di vista, per lei la straniera non è mai la straniera nel senso negativo, anzi è sempre arricchita come la persona.
Sì, ho fatto lo stesso movimento che ha fatto mia madre in un certo senso, per cui che ha molto sofferto l'idea all'inizio, quando era bambina, di essere straniera, perché per via della sordità mia madre è diventata sorda con la meningite a 4 anni, faceva parte di questo paesino, di questa comunità, all'improvviso una famiglia si ritrova una bambina in un certo senso estranea, quindi mia madre ha molto patito l'idea di essere straniera, così come quando io mi sono trasferita in Italia mi ricordo che la maestra mi mise da sola in un banco con tutti gli altri attorno a crearmi una specie di... però fondamentalmente ha creato un'isola, quindi questo tentativo di essere... e io vedevo proprio le acque, le vedevo che separavano me come isola dagli altri, e quindi c'è stata una prima fase della vita sia mia che di mia madre in cui la parola straniera aveva la sua valenza di etichetta, di definizione, di tracciare il confine, c'era molto questa idea del confine, noi dentro e tu fuori, noi dentro e tu fuori. Però mia madre poi aveva trovato questo espediente in qualche modo, che spesso quando viaggiavamo negli altri paesi e in alcune circostanze, quando le dicevano che era una straniera, non capivano che era sorda, mia mamma aveva una sorta non dico di orgoglio, però le piaceva questa idea un po' di imbrogliare gli altri, no? Era un po' un'impostora, una romantica impostora che dice li ho imbrogliati, e io non capivo perché lei fosse così felice della definizione di straniera in quel caso, perché le piaceva in quel momento non essere definita o limitata alla sua disabilità, al fatto di essere sorda, e questo mi ha fatto capire l'ambivalenza della parola, e in qualche modo, dopo aver patito anche a Londra spesso con l'esperienza della migrazione, no? In cui dico che la malinconia si era fatta malattia, no? Io la mia nostalgia era diventata davvero, davvero cronica, questo disadattamento mi sembrava di aver fallito. Quando noi parliamo della migrazione parliamo sempre della migrazione tendenzialmente, soprattutto a livello mediatico, come success story o fallimento, no? Quindi storia di successo o storia di fallimento, e c'era invece qualcosa che non era né uno né l'altro, c'era una sorta di tentativo di abitudine, no? La migrazione è una conquista progressiva che è fatta sia dal desiderio, dal bisogno che dalla necessità, e io volevo raccontare questi stati di mezzo, questa terra di mezzo in cui ero, in cui non mi ero del tutto adattata, non mi ero del tutto ambientata, però non ero neanche fuori. Allora che cos'ero? E mi piaceva l'idea di usare proprio il concetto, il dispositivo di straniero, per dimostrare che è sempre una dialettica, no? Questa alternanza tra qualcuno che stabilisce che tu sei fuori e tu invece il momento in cui positivamente ti dici io sono fuori. E questo è successo per me in Inghilterra quando ho visto il paese cambiare politicamente, no? L'austerity diventare sempre più ostile. Brexit si capiva che sarebbe successo stando attenti, avendo dei sensori, li chiamo io, perché faceva proprio parte del programma politico-sociale arrivare a quel tipo di... E quindi vedere quel posto cambiare, vedere una città come Londra cambiare, per me mi ha fatto sentire, se io mi sento straniera in un posto che ha queste condizioni, è un privilegio, è una cosa positiva, stare fuori da questo sistema così strutturato, e quindi lì ho capito la militanza in un certo senso è il ruolo positivo di stare fuori. Perché straniera in pratica non era solo limitata sul posto oppure la cultura, ma era più legata ad essere diversi, non essere proprio, non so, uguali oppure politically correct, no? Come la maggioranza della società, essere diversi nel senso che si sente essere magari non diversi in senso maligno verso gli altri, ma nel senso proprio buono, che puoi arricchire gli altri, no? Che magari pure la madre da sempre ha legato questa parola straniera con essere diversa, no? Non necessariamente da fuori, ma proprio essere diversa in questo, diciamo, questa comunità in cui lei viveva. Però questa per lei era una specie di forza più che disagio. Sì, forza penso sia il concetto più appropriato, perché c'era questa forza di trovare, cosa che io magari non ho avuto perché sono stata magari una bambina o un'adolescente timida, ma questa idea di trovare spazio. Mia madre si è trasferita a 34 anni nel luogo più improbabile della terra per una donna divorziata, rasata a zero, con 2 bambini, che non aveva famiglia, perché nel sud spesso la cittadinanza, la comunità coincide col cognome e con la famiglia, e quindi era un po' dire io posso essere pensabile qui, si può immaginare che qualcuno come me viva qui, e quindi anche involontariamente. Mia madre non è una scrittrice, non è una romanziera, mi ha insegnato tanto sulla letteratura, che significa trovare spazio, immaginare destini improbabili. Lei quindi è come se avesse fatto questo fondamentalmente, mi ha insegnato che scrivere, ma anche vivere, stare al mondo è il diritto e la possibilità di trovare spazio.
magari pure per questo per lei era un po' più facile stare dentro un periodo speciale come lockdown, perché in pratica essere diversi o da soli, no, si riesce a trovare il suo spazio nonostante che tutto il mondo doveva essere cambiato e tutto il mondo si sentiva in pratica, ognuno di noi si sentiva una sorta di straniero dentro casa addirittura, no? Sì, una delle cose che mi ha affascinato di più, io ho vissuto con molta malinconia il fatto che mia madre, rispetto a quando io ero bambina, vivendo sempre più da sola, con l'isolamento ha perso un po' il linguaggio, no? Io racconto, c'è una sorta di afasia e mi sono resa conto che questo magari è successo spesso anche a molti di noi, in qualche modo, adesso che ci sono delle riaperture, io sento spesso persone che dicono ho paura di non saper più parlare con gli altri, non so parlare tanto bene, mi si è ridotto il vocabolario, quindi si è creata una sorta di afasia che è un fenomeno molto diffuso, che è qualcosa con cui mia madre convive e allora mi sono chiesta com'è che si riconquista in un certo senso il linguaggio, c'è un periodo di dimenticanza in qualche modo e perdiamo alcune parole, ne troviamo altre e quindi credo che questa sua vita così, se vogliamo, d'avanguardia in un certo senso, perché mia madre vive anche in un territorio particolare che anticipa delle tendenze per via del cambiamento climatico, dell'abbandono del meridione, della fuga, della dispersione, di quest'idea di questi posti che comunque non scompaiono però diventano sempre più laconici e quindi mi fa riflettere proprio su dei mutamenti ambientali, antropologici, che magari anche io stessa mi ritroverò, il lockdown è stato un esempio, la pandemia è stato un esempio con cui confrontarmi e mi fa molta impressione che nonostante tutto non abbia perso completamente le parole, magari il suo linguaggio è diventato sempre più anarchico, incontrollato, bizzarro, però c'è ancora una grande capacità espressiva. Ecco. È legato su tutte queste emozioni anche il suo essere femminista nel senso buono, no? Perché da un punto di vista lei pure per tutta la storia di madre e della sua vita in cui è nata, già per noi, diciamo, per gli altri che guardavamo da fuori in un certo mondo di disagio, lei è diventata più forte, che in pratica questo secondo lei è una delle espressioni femministe, no? Non necessariamente legato solo alle donne come tali, ma proprio essere più forti, più intuitive. Sì, io ho avuto anche un mutamento da questo punto di vista perché il femminismo che io ho ereditato da mia madre era molto da battaglia, da combattimento in un certo senso, l'idea dell'esperienza di essere donna è come stare in guerra, no? Che era anche qualcosa che apparteneva alla sua generazione, veramente l'idea della battaglia e del doverti difendere costantemente. E quindi io gradualmente ho imparato da lei, ho imparato dai libri che leggeva lei e poi sono approdata a un'idea di femminismo, direi se non proprio più inclusivo, però intersezionale in qualche modo, in cui il mio essere donna interagisce costantemente con altre parti che sono magari prima l'appartenenza geografica, meridionale, l'appartenenza di classe, nel libro io discuto molto di denaro e di classe sociale, l'essere cresciuta in un contesto comunque con una disabilità di famiglia che è un'altra forma di presenza e tutte queste cose hanno influenzato il modo in cui io sono donna, mi sento donna e sto in società e quindi rispetto a quel femminismo da battaglia, che non dico conservatore, io sicuramente col tempo sono approdata a un'idea più di livelli sovrapposti e quindi a volte paradossalmente riesco anche a far venire meno questa cosa se sono più importanti altri temi, no? È un uso strategico delle varie parti di sé. E io credo che La straniera fosse un tentativo di capire tutte queste varie parti di me, come entrano in conflitto fra di loro, oppure ci sono dei momenti di sintesi bellissima in cui tutte queste parti, tutti questi pezzi di geografia, di storia, di tempo, di memoria rendono una donna una persona più potente. Quale sarà secondo lei il futuro della straniera, non solo come il libro, ma proprio lei che comunque va in diverse parti a vivere, a trarre l'esperienza? Mi piacerebbe raccontare, io ho sempre scritto di legami familiari, ho sempre scritto del rapporto fra l'io
la famiglia, i legami, le relazioni. Mi piacerebbe esplorare un po' di più, e questo in parte nella straniera lo faccio, nel capitolo su Londra, sulle riflessioni sulla migrazione, esplorare un po' di più il rapporto fra io e comunità, io e rete e io e collettività. Ecco, l'idea dello studiare, dello scrivere. Dopo il lockdown siamo in periodo perfetto. Esatto, sì, quindi è come passare un po' più da un io a una prima persona plurale, forse, Sì. a un noi. Sì. Che in pratica l'esperienza dell'ultimo anno già ha avuto le radici, nel senso Sì. che da io, che siamo stati ognuno per il conto suo, adesso dobbiamo C'è un momento in cui oppure relazionarsi verso la comunità. sì, è interessante capire che parole utilizzeremo per sì. tornare nelle comunità. Vabbè, grazie. Io credo... Grazie. Klaudija Durasanti, tujka. Deklica odsotna iz družinskih razlogov. V 5. razredu osnovne šole sem bila ugrabljena. Ugrabil me je oče. Bila sva na dolgem potovanju po srednji Italiji med Abruzom in Molisejem. Po krajih, ki jih kasneje nisem več obiskala. Spala sva v gostiščih s 3 zvezdicami in jaz sem uslužbence vedno spraševala, ali imajo sobe z ločenima s posteljama. Pome je prišel pred šolo, da bi me peljal na kosilo. Da nisva več v Bazilikati, sem se zavedla šele, ko sva prišla do rumenkastih ravnic, posejanih s tovarnami. Namen njegove misije je bil izsiliti sestanek z mojo materjo in mene uporabiti za posrednico, saj on ni mogel govoriti. Ustavljala sva se na servisih Avtogrila, da bi poiskala telefonsko govorilnico. Podajal mi je žetone in jaz sem prosila sosedo iz zgornjega nadstropja, svojega stacionarnega telefona namreč nismo imeli, naj gre po mojo mater in mojega brata, da bi se pogajala za mojo odkupnino. Mati o tem ni hotela nič slišati. In če sem jo sprva občudovala, ker ni popustila grožnjam bivšega soproga, sem postajala med tednom vedno bolj nestrpna. Bila sem naveličena jesti zrezke in pice v restavracijah z damastnimi prti, ki so bile polne osamljenih moških, in z druge strani kabine opazovati očeta, ki je z mimiko izražal svoje zahteve in brcal v rdeče pleksi steklo sipa Società Italiano per l'esercizio delle telecomunicazioni, medtem ko sem jaz z glavo butala v šipo. Da bi razbila monotonijo, sem nekega dne poskusila odpreti vrata in se na neki počasni cesti v Ambruzu vreči iz avta. Oče me je prijel za zatilje in mi potem za nekaj časa dal mir s telefonskimi pogovori. Občasno je snežilo, jaz pa sem ves čas nosila ista oblačila. Zelen volnen pulover, dolge hlače bež barve v slogu Charlieja Chaplina in par črnih tesnih čevljev, ki jih je izbral moj brat, ker so mu bile všeč punce, ki so se oblačile po fantovsko. Jaz pa sem hotela biti to, kar je hotel on. Svojega očeta sem prisilila, da mi je kupil vsaj pižamo. Takoj, ko je zaspal, sem mu poskušala iz žepa potegniti ključe in mu ukrasti denar. Včasih sem mislila, da bom šla dol in rekla, da nisem njegova hči, ali mu pri večerji vino razrečila z vodo. Enkrat sem to res naredila. Ko pa se je vrnil iz stranišča in poskusil spiti kozarec, so se njegove usta skremžila v sadistično gubo, potem je naročil drugo steklenico. Odpotovala sva sredi noči, obešala sem se na vratno kljuko s puščenim varovalom in upala, da bo prej ali slej konec tega vijugavega gibanja in da se ne bova mrtva skotalila po bregu navzdol med pokvarjene pralne stroje in lisice. Nosila sem kratke lase s frufrujem, ker sem mu bila taka všeč. Bili so podobni lasem Natalije Portman v filmu Leon,
še enem od njegovih najljubših. V tistem obdobju je bil prepričan, da je najemniški vojak. Pogosto je odpiral armaturno ploščo in mi kazal svojo zbirko nožev z ročaji iz tikovine ali biserne matice z intarzijami. V neki ribji restavraciji v Salernu, s tlemi iz ogledal in z belo lakiranim klavirjem, za katerim je neki lahkoživec ves čas igral Onda su onda, je začel luščiti mojega jastoga in preden je odložil nož, je rekel: Prav, odpeljem te domov, čeprav ga moja mati še vedno ni hotela videti. Večer prej sem ga pri večerji gledala in mu rekla: Dovolj, očka. Z izrazom, ki sem si ga v odraslem življenju velikokrat nadela pred prijatelji, ki so mi v kavarnah govorili o svoji otopelosti in bridkosti, in se mi je od gnusa stisnil želodec in sem morala pogledati drugam. V resnici je bilo nekaj, kar je moja mati hotela v zameno, a to nisem bila jaz. Bila je srebrna zapestnica z obsidijani, ki jo je ukradel pred ločitvijo. Začela sem jesti jastoga, ko me je preplavilo olajšanje. Komaj sem čakala, da spet vidim brata. Potem je moj oče segel z roko v žep, zgrabil šatuljo iz žameta in mi pokazal zapestnico, ki jo je prinesel s seboj. Tega ji ne bom vrnil, je izjavil s posmehom, in jaz sem upala, da mama ne bo prizadeta zaradi prevare. Moja ugrabitev je imela pomembno vlogo. Dala mi je vedeti, da sem bolj prebrisana od svojih staršev in da nisem več otrok. Nisem se smela več umivati pri odprtih vratih kopalnice. Morala sem se preoblačiti sama in nisem mogla več spati ob moškem, četudi je bil družinski član. Dala mi je vedeti tudi to, da kljub vsem mojim naporom in seznamu pravil nisem normalna. Učiteljica za računstvo, tista, ki me je prišla rešiti na streho, je to dobro razložila v razredu na dan moje vrnitve, ko sem bila še otrok v klopi sredi vsega razreda, stoječimi vodami okoli sebe. Potem, ko je na hodniku govorila s karabinerji, je zaloputnila z vrati in rekla točno tole: Ni normalno, da te ugrabi eden od staršev. Ni normalno, da sediš na strehi in bereš. Ni normalno, da v dežju pešačiš po svetu. To je povedala s tako strogostjo, da so prav kmalu otrpnili tudi moji sošolci. Ne toliko iz solidarnosti do mene, ampak zato, ker so se začeli spraševati o vseh načinih, na katere tudi oni niso normalni. Ampak zato, ker so se začeli spraševati o vseh načinih, na katere tudi oni niso normalni, ali niso normalne njihove družine. Tako sem začela pogosteje hoditi v šolo, dokler nisem začela hoditi vsak dan. In se naučila, da nisem delala napak pri izgovorjavi. Opustila sem vsako željo, da bi znala narečje. Posledica moje ugrabitve in drugih pojavov očitne družbene izključenosti, zaradi česar sva se moj brat in jaz pred socialno službo pokazala kot zelo dobro vzgojena, je bila, da so mi učitelji namenili glavno vlogo v božični predstavi. V božični predstavi bi bila Marija, vlogo Jožefa bi dobil najboljši v razredu. Obvestilo je izzvalo paniko med sošolkami, ki so začele jokati in skupaj s svojimi starši ugovarjati. Vsa ta histerija se je končala v trenutku, ko so učiteljice povedale, da bo to posebne vrste rojstvo.
Marija in Jožef sta v resnici maroška priseljenca, ki sta v deželo prišla po dolgem potovanju. Marija je rodila Jezusa in med predstavo naj bi nezaupljivi vaščani odkrili solidarnost, za katero niso vedeli, da jo lahko izrazijo, in so sprejeli njo in Jožefa v svoje domove. Zjutraj na dan predstave sva jaz in otrok, ki je igral Jožefa, ostala v razredu, da so naju ohomotali v plašča. Fanta je nekdo premazal z rjavim krednim prahom. Ko sem prišla na vrsto jaz, me je učiteljica, ki mi je pod pulover namestila lažen trebuh, dobro pogledala in potem odložila rjavi prah. Črna si že sama po sebi, je rekla. Čeprav sem se na fotografijah, ki smo jih dvignili tedne po predstavi, sama sebi zdela samo bolehna. Samotna kot Marija in plašna kot slepa potnica. Vsakokrat, ko občutim stik z vodo, se vrnem. Ko vse propade, ostane neukročena ljubezen. Ampak ali je to resnična zgodba? Klavdija Dorastanti mi je pa ponekod spravila v zadrego, zaradi tega, ker ona ima skladnjo bolj asociativno kot pa slovnično pravilno. In včasih je tako, da se spotakneš ob eno besedo italijansko, ki ne veš, res spada v tisti kontekst ali ne. In potem greš pa pogledat, ker se pač spomniš, da je ona rojena v Brooklynu, da je vse počitnice hodila tja v Brooklyn k starim staršem, ne. In velikokrat pač uporabi besedo, ki je sicer podobna italijanski, v pomenu v angleščini. In temu pol rečejo, ne, sovražni prijatelji. Ampak mislim, da se pa, čeprav je mogoče to ponarejanje, pa mogoče tudi lažji izhod, kot da iščeš, ne, kaj bolj ustreznega. No, ampak tudi sama pravi, ona je tudi prevajalka iz angleščine in v angleščino. In tudi pravi, da ve, da dela napake, da jih bo vedno delala. In da so besede, ki jih ne mara niti prevesti, preprosto zaradi tega, ker so se recimo v angleščini, o kateri ona govori, nanjo naložili taki subtilni pomeni, ki potem pri prevajanju enostavno ne moreš, bi moral na široko opisovati, zato pač najdeš nekakšen približek, ne. Jaz mislim, da je ta roman napisan pravzaprav čisto za vse. Lahko rečem, da je nekakšen spodbuden roman. Čeprav, recimo, jaz, ko sem prvič dobila italijansko knjigo v roke, ki ima tak rdečo podlago in tam je eno dekle naslonjeno z glavo na steno. Jaz sem v tistem videla čisti obup. Ampak jaz sem itak narejena bolj na mračne tone, ne, in zaradi tega sem to videla. Medtem ko recimo slovenska naslovnica je pa taka, da iz katere, ki jo lahko razumeš tako, da ti nič ni usvojeno, da se iz vsega lahko izvlečeš, iz tistega jajca, v katerem je to dekle narisano, da se tiste jajce lahko razbije in imaš vso možnost. Živela sem v Primorju, se pravi bolj, zdaj se temu reče obala, a ne. Hodila sem v šolo v Koper, to je pač dvojezično okolje. In smo imeli v šoli namesto srbohrvaščine, ki so se jo drugod učili, smo se mi učili italijanščino, ne. Sicer z Italijani ni bilo kaj dosti stikov, ker to so bili pač tisti časi po londonskem sporazumu, ko so se začeli ezuli seliti in smo bili prišleki več ali manj dosti sovraženi, no.
in ni bilo posebnih stikov. No, potem sem pa na fakulteti, mi je pa kolega enkrat rekel, a bi ti prevajala. Sem rekla, pa poskusimo. No, in sem najprej prevedla Alberta Tenentija, Občutje ljubezni in smrti v renesansi. No in potem je to šlo naprej. Enkrat mi je ta dal kaj za prevesti, drugič drugi in mislim, večinoma sem pri teh besedilih več ali manj uživala. A, to si. Imaš vino? Notri se ne da dihati. Ana je že zdaj mrtvo pjana, pa niti tema še ni. Jutri se svoj 18. sploh ne bo več spomnila. Čau! Kaj ste videla? Hvala. Huda žurka, a? Ja. Si v redu? Ja. Mama mi je slabo. Drugač pa vse kul stara. Mogoče je boljše vprašanje, če si ti v redu. A veš, kaj vse se je že njej zgodilo? Dobesedno vse. Res? Eden izmed najbolj dramatičnih trenutkov v mojem lifeu je bil, ko sem gledal, kako je njen foter, njo, pa njeno mat, pa brata lejal za talce na balkonu. Cela vas se je zbrala. In mi smo samo gledali, kako ti je nož položil na vrat. Grozno. Jaz sem se kar tresel. Tudi premakniti se nisem upal. Bili smo kot v transu. In eni so prav komaj čakali, da bodo zaslišali, kako bo telo padlo na tla. Grozljiv prizor. Nikdar ga ne bom pozabil. In jaz sem upala samo, da bo odšel. Jaz sem ta prizor lahko pozabila. Nisem se spomnila konice rezila na grlu. Nisem se dobro spominjala očetovega režanja, njegovih besnih klovnovskih premikov. Nekdo je bil pod nami. Mislim, da je čas, da grem. Sorry.
Daj ti bom pomagal. Enega samega nasilnega dejanja v mojem življenju ni, ki bi se mi ga uspelo spomniti, ne da bi se smejala.